io voglio iniziare con alcune testimonianze. Sebastiano Meleo, un amico che comunque appartiene a una categoria che ci dirà lui, e io dico che in Sardegna 1.600.000 abitanti non possono vivere come stiamo vivendo noi, e io dico che è anche ora, c'è chi dice ora di cambiare, io dico no, io dico che è ora di fare il turnover, perché questo è l'ora di cambiare, non serve a niente. Le persone se fanno sempre la stessa cosa si stancano, no? Se uno lavora molto si stanca. Poi sentire che sono stanchi, mandiamoli a casa, cambiamo rotta, cambiamo linguaggio, perché sempre le stesse persone? Dico poi, alla fine, le persone che sono lì per decidere, non hanno deciso, ora in 2 mesi cambiano e stanno alla Sardegna. Cioè questo non mi sembra assolutamente corretto. Sebastiano, ti prego di dire 2 parole, giusto 1 minuto e mezzo o 2, per raccontare la tua storia prima che venga Mauro. Grazie. Un applauso a Sebastiano Meleo. Grazie. Buonasera a tutti, come ha detto Ciro, io sono Sebastiano Meleo, ho 37 anni e vivo qui a Sesto. La realtà di cui parlava Cino purtroppo è una realtà che è brutta, perché comunque io sono una persona disoccupata da circa 5-6 anni abbondanti, ho portato tantissimi curriculum in giro, promesse da tutte le parti e non sono mai state mantenute da nessuno. Ora siamo qui per 2 motivi principalmente. La prima è sostenere la candidatura dell'amico Cino, e vi assicuro che è una persona in gamba. Lui mi disse tempo fa: Mauro, pigli un treno. Vi assicuro che il treno qui è Cino, perché ha un modo di fare e una voglia di fare soprattutto immensa. Io vi dico un'altra cosa, siccome si sente in giro che purtroppo la gente non vuole andare a votare, io vi dico questo: andate a votare, perché è ora di cambiare, perché se non andiamo a votare le cose rimangono come sono. Quindi sosteniamo Cino, Mauro Pili, il partito Unidos e Forza Sardegna. Speriamo che le cose vadano bene. Grazie a tutti. Grazie Sebastiano.